Atelier conferisce il premio d'Arco Bratina, omaggio a una visione 2011 al regista Franco Giraldi. Va detto subito che in quanto personalità di frontiera, sia per formazione, sapete che è nato a Comeno, no? Comen, e si è mosso su questo crinale. A partire da questo, insomma, il tema, tanto per parlare subito di interculturalità, questa che è uno spunto che mi viene dalla dizione del premio, il tema della frontiera in Giraldi, come dire, è connaturato nella formazione, nella collocazione storico-geografica della sua formazione, però poi è anche tema dei film. Si è mosso appunto tra cinema documentario, con cui ha iniziato. I suoi primi documentari su Trieste sono a tutt'oggi perduti, tra documentario e film di finzione, non solo, ma tra cinema e televisione, e potremmo dire tra film di genere e quello che insomma in qualche modo è un genere anch'esso, il cinema d'autore. La casa Storici, che forse adesso la vediamo qua dietro, c'era questa casa moderna per l'epoca del dottore del paese che si chiamava Storici, e io andavo a giocare lì con i due, Enrichele e Nino, che poi sono andati a Trieste. No, qui il ricordo che ho terribile, non eravamo qui in quel momento, eravamo a Stagno, quando c'è stata, dopo un attacco di partigiani, una colonna tedesca, fra questi partigiani c'era mio fratello Silvano, che li hanno veramente annientati questi coloni. I tedeschi sono tornati in forze tremende e hanno bruciato Dornberg e Comeno. Sì. Come è stato... Perché è avvenuto nella strada che da Comeno porta a Dornberg questo attacco. E mio fratello era in mezzo, me l'ha raccontato poi, non erano bei ricordi anche per lui, perché ammazzare non è mai bello. Insomma, non mi sono perso quasi niente. Quasi niente. E presto eri colpevole. Com'è? Presto eri colpevole per la morte della mamma, se non riuscivate a fuggire, no? Da Stanier. Sì, siamo andati a Kruševica da amici, e poi da Kruševica siamo andati a Barcola, insomma. Dove a Barcola facevo altre birbonate contro i tedeschi, avevo un punteruolo, uscivo la sera, scusate se vi racconto queste cose, se vi annoio ditemelo, e avevo una specie di febbre, dovevo uscire la sera e bucavo le macchine degli ufficiali tedeschi con un punteruolo, proprio scientificamente. Non potevo andare a dormire se non facevo queste stronzate, e dopo andavo a dormire. Poi, oppure andavo al porto di Barcola, tagliavo le corde di barche qualunque, tedesche, però insomma di carico, tagliavo e le spingevo via. Io credo di aver esaurito lì tutta la mia carica di aggressività, perché sono assolutamente privo di aggressività e credo di essere di buon perché carattere. Ognuno di noi ha questa porzione, no? E lì io gli davo sabotatore. Comino non c'era il cinema. Andavate a Trieste, semmai. Semmai, sì. Probabilmente. E a Staniel c'era, hanno fatto una costruzione nuova durante la guerra, insomma
po' anche mi ricordo se era anche una casa del fascio, non so. Comunque hanno fatto un cinema, una specie di teatrino. Ma tu a quella volta non ti immaginavi ancora che No. saresti entrato in questo mondo di No. cinema? La Rosa Rossa è il periodo d'oro della televisione italiana. Ah, certo, Periodo. Beh, c'era dietro Massimo. Tullio Chesic. Quindi c'era Io stasera lo uno dirò, delle- devo tutto a Tullio Chesic. Uno delle menti, sempre, non l'unico. C'era Perché... Valmarana, c'era... Sì, no, c'erano altri. alcuni, poi c'era dentro Pio De Verdi, però Tullio Chesic è quello che mentre io facevo i film commerciali, non so, con Tognazzi, diceva guarda, voglio farti piangere come finanze, ma farti ridere come qualità. risultato. E allora mi insisteva e il primo film di qualità era appunto La Rosa Rossa, poi abbiamo continuato. La cosa mi entusiasmava, con Tullio Chesic sono venuto in Istria a fare dei sopralluoghi accuratissimi per scegliere bene i posti, sopralluoghi durante i quali voi sapete che quando si prepara un film il momento del sopralluogo è un momento ludico in cui ci si diverte, si sbisica tra i cantoni, si guarda, e è l'unico modo per poi cavare fuori dal paesaggio quello che serve. E alla fine ci siamo fermati a Rovigno. La storia di Quarantotto Gambini è ambientata a Capodistria alla fine della prima guerra mondiale. La cosa che mi ha incantato è che attraverso questo microcosmo, questi personaggi, si intravede proprio il passaggio di un'epoca, la fine dell'epoca degli imperi e qualcosa che sta nascendo che non sarà roseo, perché difatti sta annunciandosi già il fascismo, eccetera, ma insomma in questo microcosmo si legge il passato e si intuisce il presente. La mia andata a Roma è dovuta all'amicizia con Callisto Kosulic. Io avevo cominciato a fare il critico cinematografico, ho finito il liceo a Trieste e chiedo ancora perdono alle muse del cinema, delle critiche che facevo, non so, insomma, forse qualcuno era azzeccato, ma sono diventato amico di Callisto. Callisto dirigeva la Federazione dei Circoli del Cinema a Roma e abitava a casa con Gillo Pontecorvo. A un certo punto io ho preso e sono andato a Roma. Callisto mi ha aperto le porte della casa in cui abitava con Gillo Pontecorvo e quindi ho avuto questi due compagni di appartamento, Callisto e Gillo. Poi uno faceva il critico, l'altro stava per diventare uno dei grandi registi del secolo, quindi insomma era una bella compagnia. Unire questi scrittori, Dostoevsky, 48 Gambini, Stuparic, passa qualche differenza tra questi grandi classici della letteratura mondiale e i nostri, diciamo, scrittori che... Dunque il piacere letterario è di volta in volta differente.
quando scegli l'argomento da ridurre in cinema, viene in qualche modo cassata il pregio letterario rimane fuori, rimane l'intuizione drammaturgica, la storia, l'invenzione del personaggio, ma insomma non è più letteratura, è un'altra cosa. È il cavalcante che bala con le stringhe, con la ventura dei noti e le segrete integrate. Una ti viene a piano, ti la volvi perché volgono ti poi conti, tornetti, sogni e misera come una vela. Buonasera, grazie di essere qui. Vi dico subito, questo è il lavoro più entusiasmante, più impegnativo che ho fatto. Questo non vuol dire che è quello meglio riuscito, comunque quello che ho fatto con più passione. La cosa comica è che quello che fa il personaggio occidentalista, quindi borghese, quindi pacato, eccetera, era nel film il direttore di produzione, era sicuramente uno dei servizi segreti come si usava quella volta quando uno andava a fare un film là, ma cosa che non mi scandalizzava, l'avevo capito subito, anzi ci scherzavo con lui. E questo qui l'ho fregato dicendo: senti, perché non mi fai questa parte? Ed è perfetto, è assolutamente perfetto questo agente. Citava Herzen. Sì, che sì. era filo europeo. Cioè, la vita è bella perché ci sono questi scombini, queste contraddizioni. Una volta, questo qua che vedrete adesso, che fa bene la parte dell'occidentalista, allora lui aveva capito che io avevo capito chi era lui, e un giorno durante il film ha detto: i nostri amici a Mosca domandano come sta andando il film. Cioè, il fascino di questo mestiere è anche essere immersi in queste bizzarre contraddizioni, eccetera. Giraldi non lo dice, ma Mario Soldati ha detto: il miglior film di Mario Soldati, che lo sapete è stato anche un notevole regista, è La giacca verde di Franco Giraldi. Sì, mi piaceva questo gioco. Questo gioco. Ma in un altro momento dice: è il mio, precisava, è il mio miglior film. Diceva diceva Mario Soldati, interamente mio, ma nello stesso tempo interamente di Giraldi. Beh, credo che non ci sia miglior complimento per uno scrittore, oltretutto grande, che si vede ricavare un film. Mi è piaciuto, mi sono divertito, faticato, sono molto grato a questo mestiere, a chi me l'ha insegnato, come il meraviglioso Pepe De Santis, che è stato il mio primo maestro a parte Gillo, insomma, sai, e fai incontri molto importanti umanamente. Io non ho fatto l'università, io ho appena finito il liceo, ho fatto per un anno, ho cominciato a fare le critiche, ho fatto un anno giornalista a Trieste e poi sono andato a Roma. A 21 anni ero già a Roma. Sul concreto. Sì, non c'era tempo da perdere. No, poi sai, certe cose o le fai a quell'età lì, dove sei impavido, cioè proprio se no dopo. Ma tu non hai mai avuto cinepresa in mano come direttore della fotografia? La mia, no. Quando qualche volta c'era bisogno di una seconda macchina per certe scene complicate, allora mi mettevo alla seconda macchina, ma sai, premevo
premevo il pulsante. No, no la psicoanalisi mi interessava moltissimo, moltissimo. Anche dopo, insomma. Gli enigmi dell'anima. In un certo senso l'hai fatto, in un certo senso l'hai fatto. Ah beh sì, facendo quel mestiere proprio e dirigendo gli attori è quello che fai. Žao mi je da ne mogu govoriti slovenski. Oprostite, miješam hrvatsko in slovensko. Zdaj bom govoril italijanski. Io ho passato buona parte della mia infanzia da queste parti, soprattutto a Staniel, anche nel momento più terribile della guerra, quindi ho ricordi bellissimi e drammatici di Staniel durante la guerra, e questo mi lega ancora più profondamente a queste terre, perché ho passato un momento fondamentale e nel suo piccolo anche epico della mia esistenza qui. Quindi è proprio con amore che percorro questi luoghi e con amore che vengo qui a salutarvi. Forse a casa chiederemo 2 o 3 cose sul film di oggi, Sì. di stasera, di Stuparic. Dunque, un anno di scuola mi è interessato farlo perché a Trieste nel 1908 è uscita una legge del governo austriaco che permetteva per la prima volta alle ragazze di entrare nel liceo maschile. E c'era un'unica ragazza a Trieste che ha fatto questo gesto coraggioso, era di origine credo boema, si chiamava Maria Prebil, ed è stato un evento, l'unica in tutta la classe maschile, pensate che coraggio. E io sono riuscito a contattarla, io ho fatto il film nel 76, l'ho contattata, abitava a Milano, lei mi ha dato, era molto vecchia oramai, mi ha dato un appuntamento e poi dopo mi ha lasciato un bigliettino, dice che no, non me la sento, si vede che ha avuto troppe emozioni, perché essere in quegli anni lì l'unica donna in una classe maschile con la cultura, la sottocultura maschilista che c'era in quegli anni, voleva dire essere veramente, avere un carattere forte. E niente, il film racconta quella storia lì. Nel film ho fatto per renderlo più espressivo, più chiaro, ho fatto una legittima falsificazione. L'ho portato dal 1909 al 1914, cioè L'anno della guerra, sì. certo, perché la drammaturgia del film a contatto con l'imminenza di una guerra tremenda, di una guerra mondiale, risultava più significativa, più espressiva, quindi sono felice di aver fatto questa forzatura nel film. E niente, tutto qua, lo vedrete, insomma, è un film a cui sono molto affezionato. Franco, che sono? No, ho fatto una parte, l'amante della sorella. L'amante del... Sì, c'è un momento nel film, come no? Wieselberg. Wieselberg, esatto, Wieselberg. Infatti ho detto, ma dove? Non Solo che ieri si passava in pochi di anni. Magari ma ci sono un attore. Molto, c'è il ruolo. Se passai un po' di anni, mamma mia. Che bel che sei giocare e essere presi sul serio, perché questo è del cinema.
cinema, quello della trilogia, molto vicino, molto tangente a quelle che sono le nostre storie familiari, le nostre vite, perché una delle mie nonne era molto patriottica italiana, lei e suo marito, il nonno. L'altra era invece una nonna austriacante. Ecco, nelle nostre famiglie ci sono queste tematiche che magari in altre parti d'Italia, queste storie di frontiera che tu così bene racconti, non vengono capite, per cui il tuo cinema è un cinema che gratifica molto noi di queste parti, perché lo comprendiamo meglio. Io il tema della frontiera poi lo affronto più o meno sempre allo stesso modo, cioè prima di tutto sono affezionato al tema della frontiera, che è un tema comunque drammatico, ma io sostengo sempre che nella frontiera c'è anche una ricchezza, perché è quasi ovvio, cioè uno è se stesso ma è anche l'altro, anche se poi porta a drammi, a tragedie, soprattutto in occasioni di conflitti. Ma per me la mia utopia è che la frontiera sia un arricchimento, sia una dilatazione della nostra personalità. Lo spirito con cui io faccio film, quando posso, di frontiera è questo, è che la frontiera è qualcosa, ci dà qualcosa in più. Noi siamo questo, ma siamo anche altro.